Quasi un giovane siciliano su 4 tra i 18 e i 24 anni non ha conseguito il diploma, non frequenta un percorso scolastico né formativo e pertanto può considerarsi fuori da qualsiasi circuito educativo. È la drammatica fotografia scattata dal Censis nell'ambito di un progetto promosso dal Ministero dell'Interno con i fondi PON Sicurezza che pone la Sicilia al primo posto, tenuto conto che la media dei giovani dropout è pari al 18,8%. L'abbandono scolastico in Sicilia costituisce un'emergenza non solo educativa, ma anche sociale. Gli interventi realizzati nella regione sono riusciti a contenere il fenomeno, ma non a ridurlo in modo drastico. Dal 2004 al 2009 il tasso di dropping out è sceso di 4 punti percentuali, grazie alle numerose attività di prevenzione e contrasto attuate dalle istituzioni scolastiche. Tuttavia, ancora oggi un giovane siciliano su 4 si ferma a livelli di scolarità medio-bassi, non trovando nel contesto socio-economico e culturale in cui vive gli stimoli necessari per proseguire gli studi. Le sacche di dispersione sono ancora molto rilevanti, superiori ai valori nazionali, soprattutto negli istituti artistici e professionali, dove abbandona gli studi al primo anno il 22,7% degli iscritti e al biennio il 35,6%. Il dato siciliano è preoccupante perché si inserisce in un contesto economico e occupazionale tra i più deboli del Paese. La Sicilia condivide con la Campania il triste primato della presenza di giovani che non studiano e non lavorano. Si tratta del 35,7% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Ancora maggiore è il dato relativo alle donne. E per la Sicilia altro record negativo. La quota di diplomati con il punteggio minimo 60 su 100 è pari al 12,3%, più alta della percentuale media nazionale che è del 10,6%.